Si tratta di una corsa che era da molto tempo attesa dai residenti, soprattutto dai residenti di via Cassolaro. Era una delle promesse che avevamo fatto anche durante la nostra campagna elettorale e finalmente questa promessa diventa realtà. Una piccola rivoluzione nel trasporto pubblico veneziano, per ora partita in via sperimentale, perché la neonata linea 44 dell'autobus copre nei giorni feriali zone di Favaro finora sprovviste del servizio. Un servizio ora effettuato utilizzando minibus da 52 posti, in grado di percorrere le strade agevolmente, soprattutto senza richiedere modifiche alla viabilità che potevano creare disservizi agli automobilisti. Io abito vicino al capolinea Borgoforte e sinceramente può essere molto utile sia per raggiungere i servizi a Carpenedo sia per il distretto sanitario. Speriamo che ci togliamo un po' dall'isolamento dopo tanti anni che hanno tolto sta linea qua. Purtroppo c'erano poche corse e non riuscivamo ad usufruirne a pieno, ma adesso con 8 e 8-16 corse penso che sia più agevole, insomma. La linea 44 consentirà quindi di collegare le località di Cassolaro, Prasecco, Borgoforte con il distretto sanitario di Favaro, con la possibilità di scambiare con altre linee di trasporto pubblico in Piazza Pastrello ed in Viale Don Sturzo. Tanti studenti, invece di dover chiedere ai genitori, hanno la possibilità di avere un mezzo pubblico, interfacciarsi con Via Altinia, dove corrono tutti i bus scolastici che vanno alle grandi aree scolastiche, e andare anche in deposito del distretto sanitario. Sembra una cosa banale, ma molti nostri anziani, che magari per motivi di anzianità gli viene tolta la patente, hanno poi bisogno di recarsi al distretto sanitario, e questo è un servizio che gli consente loro o di interfacciarsi con il 24 e andare in ospedale, perché qui su via Pasqualigo incroci il 24, oppure arrivare al distretto sanitario e avere tutti i servizi sanitari necessari per la propria persona.